L'intera comunità di San Giovanni a Natisone, assieme agli alpini e alle autorità civili e militari presenti, ha voluto ricordare il 70° anniversario della partenza della divisione alpina Julia verso la tragedia della campagna di Russia, ultimo atto scellerato della politica fallimentare militare fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. L'8 e il 9 settembre 1942 dalla stazione di San Giovanni a Natisone circa 16.000 uomini partirono verso una terra sconosciuta. Secondo il duce e i suoi alti comandi doveva essere una passeggiata, visto lo schiacciante predominio delle truppe tedesche su quelle sovietiche. Invece si trasformò in una delle più grandi tragedie vissute dal nostro esercito. L'allora divisione Julia subì ingentissime perdite, ma riuscirà ad uscire dalla sacca creata dai russi con la battaglia di Nikolaevka. Il suo tributo di sangue venne proclamato per ben 2 volte in quei giorni nel bollettino del Comando Supremo tedesco. Grandi parole di stima furono pronunciate anche dai generali del Terzo Reich. I miei carri armati sono gli alpini. Di quella immane tragedia, come detto in apertura, in pochi riuscirono a ritornare a casa vivi. Nel contesto dell'avvenimento in Villa de Brandis è stata allestita una mostra con fotografie, cimeli, lettere dei soldati e documenti filmati che ricostruiscono il carattere storico di quei mesi in ricordo di quei soldati che hanno combattuto per la patria con onore e coraggio, monito odierno alle nuove generazioni di cosa significa praticamente la parola guerra.